Buongiorno e benvenuti a questa edizione di Focus TG, come sempre in diretta su Rete Veneta. Partiamo con la cronaca. Nella tarda serata di ieri i carabinieri di Macerata hanno denunciato a piede libero per lesioni personali ed omissione di soccorso un 48enne residente in provincia di Treviso. I fatti si sono verificati ieri sera alle 22, quando l'uomo alla guida di un furgoncino Fiat nel percorrere via Carducci a Spresiano ha urtato la ruota posteriore di una bicicletta su cui viaggiava un giovane di 24 anni che a seguito dell'impatto è caduto a terra. L'automobilista ha proseguito la marcia senza prestare soccorso mentre la vittima veniva trasportata dall'ambulanza del suo M118 al pronto soccorso dell'ospedale di Treviso, dove è stata trattenuta non in pericolo di vita per essere sottoposta ad un intervento chirurgico. I carabinieri, attraverso l'acquisizione di alcune testimonianze fornite dai cittadini, l'analisi dei sistemi di videosorveglianza e lettori di targa, sono riusciti a ricostruire la dinamica dell'evento, individuare l'autore e che ora dovrà rispondere di lesioni personali ed omissione di soccorso. Un temporale improvviso con una violenta folata di vento ha fatto crollare ieri a Borgo Veneto la copertura di un casolare disabitato. Sul posto le immagini del fuoco, le immagini che vedete sono state riprese da Luca Tecchiato, che registra i fenomeni temporaleschi nella bassa padovana e mostrano il crollo parziale del tetto dell'abitazione abbandonata di via Arzerello. Il temporale e il vento hanno sferzato per qualche minuto solo quell'area al confine con la provincia di Verona. Omicidio di Anica Panfile. Franco Battagia è stato assolto per non aver commesso il fatto. Lui ha commentato in carcere da innocente: è stato un inferno. Vado a casa per spessore in carcere, poi la smatricola nella casa. Questo serve. Assolto per non aver commesso il fatto. Dopo oltre 2 ore di Camera di Consiglio, il presidente della Corte, Umberto Donà, ha dato lettura della sentenza del processo per l'omicidio di Anica Panfile. Franco Battagia, il 79enne ex primula rossa della Mala del Brenta, è tornato in libertà. Un attimo. Il sorriso ancora incredulo, il cancello che si apre, in mano un sacco giallo con tutte le sue cose dentro. Dopo 535 giorni torna a casa. Alla domanda come ha vissuto questo periodo, la risposta è secca. Un inferno, perché il carcere lo puoi accettare se commetti un reato, ma se sei innocente e trovarti un reato del genere dopo aver fatto del bene, è difficile vivere. Cosa ha pensato questa notte, prima di questo? A notte non pensavo niente perché prendevo 4 pastiglie per dormire, se no non dormo. Abbraccia l'avvocato Crea e lo ringrazia. 2 gli elementi incontrovertibili che contrastavano con la tesi dell'accusa, ci spiega il legale. Abbiamo dimostrato che ad un certo punto, alle 16:52 del 18 marzo, Battagia e la signora Panfile sono usciti da casa dell'abitazione del Battagia, dove nell'ipotesi di accusa sarebbe stato consumato l'omicidio tra le ore 16:07 e le 16:24. Abbiamo dimostrato invece che, con dei dati oggettivi, e cioè con tabulati telefonici, che per 19 minuti dopo le 16:52 la signora Panfile operava attivamente sul suo cellulare con una connessione dati con il gestore Wind, e in quei 20 minuti in cui lei operava il signor Battagia era già alle 17:05 al casello di Treviso Nord. Questo era già un elemento decisivo, dirompente, e un elemento oggettivo incontrovertibile. Il secondo, strettamente collegato a questo, è che i 2 telefoni della signora Panfile e del Battagia dalle 16:52 all'unisono escono dall'abitazione, si muovono assieme e poi c'è una divaricazione. Battagia va verso Villorba e Mogliano e il telefono della signora Panfile rimane a Spresiano, dove accende 2 diverse celle fino alle 17:46, quando si spegne definitivamente. Si tratta di 2 alibi tecnici, dice l'avvocato Crea, che ho sostenuto e che evidentemente sono stati ritenuti dalla Corte d'Assisi insuperabili. Che cosa ha pensato subito? Che sono felice, grazie al grande maestro qua. Rispetto a tutta questa vicenda, rispetto a questo omicidio, lei che idea si è fatto? Non sono cose imputabili a me e non voglio imputare nessuno. E non devo cercare nessuno io. Un pensiero su Anica. Pensiero
che era brava a lavorare. Poche parole da parte dell'ex moglie che è andata in carcere a prenderlo. Contenta? Molto, ma non ho niente da dichiarare, signora. Fra 90 giorni le motivazioni della sentenza. È ancora presto, ma potrebbe essere chiesta l'ingiusta detenzione. Qualora e quando la sentenza sarà definitiva e dovesse essere confermata nei 3 gradi di giudizio, se la Procura di Treviso o la Procura Generale di Venezia dovesse fare appello, allora in ipotesi c'è la possibilità di tale richiesta. E allora ascoltiamo altre reazioni raccolte da Daniela Sizzia dopo la soluzione di Franco Battaglia. Anica Panfile, 31enne rumena, fu uccisa nel pomeriggio del 18 maggio del 2023. Il suo corpo trovato da un pescatore 3 giorni dopo in un isolotto del Piave a Spresiano. Mamma di 4 figli, cuoca, aveva lavorato per un periodo presso la pescheria di Franco Battaglia, accusato della sua uccisione. Il pubblico ministero aveva chiesto una condanna di 21 anni e 6 mesi di reclusione. Per i giudici della Corte d'Assise, il 79enne non ha commesso il fatto. È stata inoltre ordinata la restituzione di tutti i beni sequestrati all'imputato. Subito informato il compagno della vittima, Luigino De Biasi, non ha voluto rilasciare dichiarazioni. Ci è rimasto male, ci spiega l'avvocato Fabio Amadio, legale dell'uomo. Un delitto che a questo punto rimane senza colpevoli. Speriamo, continua, che presto vengano riaperte le indagini e che venga al più presto identificato il responsabile della morte di Anica. Il killer a questo punto è ancora libero. Domanda che abbiamo girato anche all'avvocato Crea. L'avvocato difensore deve fare assolvere il proprio cliente, a maggior ragione quando è innocente. Gli aspetti investigativi e della ricerca di un responsabile spettano agli inquirenti. Io ho concluso le mie repliche odierne dicendo che un processo va celebrato non per condannare l'imputato, ma per non condannare un innocente. Oggi il processo ha raggiunto la sua funzione. Ora il delitto di Anica rimane un giallo da chiarire. La donna il 18 maggio era andata a casa di Battaglia per prendere un documento. Poi i due sarebbero usciti insieme dall'abitazione e, secondo quanto stabilito dai tabulati dei cellulari, si sarebbero ad un certo punto separati, mentre il telefono di Anica rimane attivo e operativo a Spresiano, quello di Battaglia si allontana verso Mogliano. Il telefono della donna si è spento definitivamente alle 17:46. Da quel momento della 31enne si perdono le tracce. Chi ha incontrato, ma soprattutto chi l'ha uccisa. Forse la pista albanese potrebbe tornare ad essere battuta. Voltiamo pagina e ci trasferiamo in diretta a Venezia. È passato un mese dal crollo del Leccio a Piazzale Roma. Da allora ci sono state decine di abbattimenti disposti dal Comune di Venezia, di alberi un po' in tutto il territorio, dal Lido a Mestre. C'è adesso in corso un abbattimento molto discusso in Campo Sant'Agnese, nel sestiere di Dorsoduro. Diamo la linea subito ad Anna Maria Parisi. Buongiorno. Buongiorno Filippo e buongiorno ai nostri telespettatori e telespettatrici. Un albero si riconosce dai suoi frutti, un uomo dalle sue azioni. Uno dei tantissimi slogan con striscioni posizionati qui lungo Campo Sant'Agnese a Venezia, come dicevi tu, tra 2 passi dalle Zattere, così dall'Accademia, dove numerosissimi comitati di cittadini e associazioni ambientaliste si stanno mobilitando contro l'abbattimento di alcuni di questi platani presenti. E andiamo subito a capire che cosa sta accadendo, perché nel frattempo c'è stata una grande bagarre. Vediamo qui con le immagini di Simone Mello i rappresentanti delle tantissime associazioni presenti. Grande bagarre perché le forze dell'ordine hanno detto ai manifestanti, agli attivisti, di lasciare sgomberare immediatamente l'area, altrimenti tutti i presenti, compresi noi con la nostra troupe, devono lasciare le loro generalità con tanto di documenti. Allora, Marco Rosa Salva, Comitato Sant'Agnese. Ciao Marco, buongiorno.
e poi tantissimi altri presenti, da Michele Boato, Amico Albero, vediamo ci sono anche Giovanni Andrea Martini, di tantissime comunque associazioni, anche consiglieri di municipalità. Dunque Marco Rosasalva, dicevamo che cosa sta accadendo, perché vi state mobilitando contro questi abbattimenti? Allora, oggi c'è un nuovo tentativo di abbattimento di questi 2 platani. Il primo tentativo l'abbiamo in qualche maniera impedito già il 12 giugno, quando siamo stati avvertiti di questa cosa. Immediatamente il 12 giugno abbiamo richiesto l'accesso agli atti. Gli atti ci sono stati dati solamente sabato scorso. Noi li abbiamo esaminati e riteniamo di dover fare una controperizia, perché non siamo affatto convinti della assoluta necessità, come dice il regolamento del verde pubblico di Venezia, dell'abbattimento di questi 2 alberi. Quindi noi abbiamo chiesto già ieri con una richiesta via PEC al settore pubblico, al settore verde pubblico e agli assessori competenti di sospendere l'abbattimento nell'attesa che questa controperizia venga svolta. Ieri non abbiamo avuto nessuna risposta, questa mattina c'è stato da parte del settore verde un diniego di questo. Noi però insistiamo perché abbiamo anche il precedente di quest'altro platano qua. Questo che è di fronte a noi, eccole con le immagini di Simone Merlo, lo vediamo nella sua inquadratura. Che era stato nel 2019 messo in categoria D e quindi doveva essere abbattuto. Ci siamo quella volta opposti all'abbattimento. Poi diciamo per scelta politica effettivamente l'abbattimento è stato rinviato. Nel frattempo l'albero è stato riperiziato non da noi ma dal settore verde pubblico e l'affidatario stesso, e è stato ripassato da categoria D, quindi abbattimento, a categoria C. Vuol dire che l'albero è abbastanza sano e va solo monitorato. Noi pensiamo che la stessa cosa auspichiamo possa essere fatta per questi 2 alberi e per questo ci stiamo come possiamo cerchiamo di ottenere questa sospensione. La situazione è diciamo un po' difficile perché ci è stato intimato di andare via di qua e vogliono a tutti i costi procedere. Noi abbiamo cercato di contattare anche gli assessori competenti ma non abbiamo avuto risposta. Michele Boato, vergogna, Amico Albero, cioè insomma... L'associazione di Mestre che viene in soccorso a Venezia, così come fa l'associazione di Venezia spesso. Il Comune di Venezia, per farsi perdonare l'incredibile vuoto che abbiamo visto in Piazzale Roma con le conseguenze, sta facendo il danno peggiore. Perché adesso dice che è urgente il taglio di 2 alberi che era stato ritenuto urgente 1 anno e mezzo fa. Per 1 anno e mezzo non hanno fatto nulla, adesso è diventato urgente. È troppo plateale il fatto politico, vogliono dimostrare che loro difendono la sicurezza. Questa è la mia carta d'identità, patente, prenderanno i nostri nomi, noi staremo qui perché non vogliamo che questo gioco politico venga fatto. Grazie, poi un altro rappresentante di un'altra associazione. Sì. Io sono Ernesto di Garanzia Civica, sono del direttivo. Allora anche noi ci interessiamo di tante problematiche di Venezia, tra cui anche del verde pubblico, e io vorrei fare presente appunto, come detto prima, che il platano di fronte doveva essere abbattuto e invece è stato potato ed è risultato ancora buono, che questi qua vengano potati prima, monitorati e poi se è il caso vengono abbattuti, non abbatterli solo perché non si vuole spendere il costo della manutenzione, che questa è la realtà, come hanno fatto a Sacco Pizeno con un grosso albero centenario che era sano, come hanno fatto in giro per tutta Venezia. Che guardino invece gli oleandri che sono qua in Rio Terà, Foscarini qua dei Cavani, che sono tutti quanti storti, che gli alberi sostengono i pali di sostegno e l'irrigazione che dovrebbe essere automatica va su per l'albero invece di essere sottoterra, che vengano a controllare che i lavori del cavolo che fanno per dirne una più grossa. Ecco, quindi insomma il presidio continuerà ad oltranza, così dicono i manifestanti, gli attivisti, e noi tra l'altro siamo letteralmente circondati da
da forze dell'ordine, rappresentanti di polizia, militari con i carabinieri e della polizia locale. Adesso vediamo che cosa accadrà. Una domanda: da che ora siete qua? Da questa mattina? Dalle 8 di stamattina noi siamo qui e cresciamo. Dalle 7 qualcuno addirittura. Io sono arrivato alle 8 da Mestre. Però c'è qualcuno che sta arrivando ancora adesso e crescono, loro sperano che ce ne andiamo. E invece noi non ce ne andiamo. Ecco, tra l'altro muniti di ventaglio perché le temperature naturalmente record, fa caldissimo, però tutti presenti, tutti qui per salvare gli alberi che devono essere salvati. Questa la voce degli attivisti. Da Venezia, no, vuole dire qualcos'altro? Sì. Io volevo aggiungere il fatto che questa, per come la vedo io, che è anche una questione politica, nel senso che comunque è la cittadinanza che sta soffrendo proprio per tutti questi tagli che si sono scatenati da un momento all'altro dopo appunto gli eventi di Piazzale Roma. Quindi questa esperienza ci serve proprio come comunità a unirci nella lotta, perché veramente è una sofferenza continua, perché tagliano a Sant'Elena, tagliano a Saccafisola, tagliano a Mestre, insomma, hanno fatto a Lido, hanno tagliato in diverse zone della città, e chi sta dietro questa situazione è veramente una continua sofferenza. Questo è un campo dove vengono persone anziane, vengono bambini a giocare. Tolti questi alberi veramente diventerà rovente. Sì, e lo è già, quindi questa è la voce della cittadinanza attiva, come diceva questa cittadina, con una comunità che si sta ritrovando nel nome del verde a salvaguardia dello stesso, con le immagini di Simone Merlo da Campo Sant'Agnese a Venezia, dove il presidio continuerà pacifico ad oltranza. La linea torna allo studio. Grazie ad Anna Maria Parisi e a Simone Merlo. Naturalmente, se ci fossero novità richiedeteci la linea. Tra pochissimo ci collegheremo in diretta con Treviso per parlare di zona rossa. Prima però riepiloghiamo com'è la situazione del verde pubblico con gli alberi, gli abbattimenti di alberi a Venezia. Il Leccio, che nel primo pomeriggio del 2 giugno si è schiantato a Piazzale Roma, era malato. Lo avevano segnalato gli esperti di una ditta a cui si appoggia il consorzio che segue la gestione del verde per il Comune di Venezia. È il primo punto fermo delle indagini della Procura, che ha aperto un fascicolo per lesioni colpose, per ora senza indagati, all'indomani del crollo che ha provocato una dozzina di feriti. La più grave ancora ricoverata all'Angelo di Mestre in condizioni serie, seppur in miglioramento, dopo settimane di terapia intensiva. Già dopo lo schianto erano stati prelevati i campioni dell'albero, la maggior parte del quale è stato trasferito in una caserma dei Lagunari per ulteriori approfondimenti. Oggi a Piazzale Roma rimane comunque una parte dell'albero caduto, oramai ridotta ad un mucchio di sterpaglie, a ricordare ad un mese dal crollo una vicenda che continua a far discutere. Con sole a picco a 35 gradi sembrano boccheggiare anche i gabbiani e trovare posto in cerca di refrigerio all'ombra degli alberi di Campo San Giacomo dell'Orio è impresa impossibile. Solo una panchina da oggi rimane libera. Da qualche ora e dopo quasi 100 anni di onorato servizio è stato abbattuto un platano. La caduta dell'albero a Piazzale Roma, seguita da un'altra al Lido, ha dato il via ad una serie di abbattimenti in tutto il comune di Venezia, da Mestre al Lido. In Campo Sant'Agnese i residenti si sono organizzati in turni per difendere i propri alberi. Una petizione per la tutela e la trasparenza sulla gestione del verde pubblico sta per essere depositata a Cafarsetti. A Mestre, il 24 giugno, la seduta della quinta commissione consiliare, congiuntamente con la prima, seconda, quarta e nona, sul tema abbattimento alberi e arbusti, sfalci e potature, sembra non aver risolto la questione. È successa una roba terribile. Ma vogliamo chiuderci gli occhi e ragionare del verde in generale quando abbiamo la cittadinanza che si sta chiedendo ma cosa è successo e che cosa sta succedendo con tutti questi abbattimenti? Dovrete spiegarci perché a questi abbattimenti si procede proprio nel periodo della nidificazione e soltanto a Sant'Elena ne avete abbattuti 8. La delega gare e appalti non è stata assegnata a nessun soggetto politico che è l'assessore. Quindi esattamente, quindi quando si vuole sapere subappalti, bisogna rivolgersi a quello che è il direttore dell'area. Tanto quel dito lo indichi dall'altra parte. Indico a te, quello che indichi il cielo. Indica il cielo magari. No, ma tu non sei così là in alto. No, ma io non sono là, fra te sono un misero cittadino. Appunto, come tutti qua dentro. Perfetto. Vedi,
esattamente quello che voleva, evitare di spiegare qualcosa su quello che sta succedendo. E ora ci colleghiamo in diretta con Treviso, dalla prefettura, dove si discute del futuro della zona rossa in città. La linea Elena Dal Forno con la collaborazione tecnica di Nicoletta Rizzetto. Buongiorno Elena. Tutti spettatori di Rete Veneta. Siamo proprio qui davanti alla prefettura, dove da qualche minuto si è concluso il vertice sulla zona rossa. Erano presenti alcuni sindaci del territorio, naturalmente Mario Conte, sindaco di Treviso, e anche Mirella Balliana, sindaco di Vittorio Veneto, che è uscita un'oretta fa per impegni precedenti. Abbiamo anche ascoltato il sindaco Mario Conte, che poi vi faremo sentire. Quali sono le novità? Innanzitutto che la zona rossa è istituita dal 26 maggio al 5 luglio, scadrà appunto questo weekend e non sarà rinnovata. Zona rossa che per Treviso era stata istituita nel quadrante della stazione, quindi via Roma, Ponte San Martino, le zone critiche della città dove c'erano stati episodi di violenza e di degrado. Il sindaco si è detto molto soddisfatto dei risultati, ma questa zona rossa chiaramente d'estate probabilmente ha meno ragione d'essere, quindi se ne riparlerà a settembre. Un altro dei punti in discussione era valutare se nelle periferie, quindi nei comuni un po' più piccoli, c'era la necessità di istituire strumenti nuovi di monitoraggio, per esempio per le zone di degrado. Anche in questo caso la sindaca Balliana di Vittorio Veneto ci ha detto che stanno monitorando, ma che per il momento la situazione è sotto controllo in quel territorio. Quindi io adesso Filippo ti lancerei il sindaco Mario Conte, che ci fa il quadro generale di questa zona rossa, dei risultati e anche del futuro, di quello che sarà adesso durante l'estate e soprattutto a settembre, quando ricominceranno le scuole e sarà tutto un altro genere di situazione quella che si troveranno davanti i trevigiani. E poi ti restituisco la linea. Sindaco Mario Conte, un vertice per stabilire che cosa? Abbiamo analizzato la prima fase di sperimentazione della zona rossa e devo dire che i risultati sono stati convincenti e abbiamo ottenuto l'obiettivo, che era quello di liberare quella zona dalla presenza di alcune figure. Nelle ultime settimane poi si sono addirittura azzerati gli allontanamenti, segno evidente che il grande lavoro svolto dalle forze dell'ordine ha portato a un risultato importante. Quindi adesso affrontiamo l'estate, non riproporremo in questa fase la zona rossa, ma verranno comunque rafforzati i controlli, soprattutto nei fine settimana, contro l'interperanza giovanile, quindi un focus molto forte sul tema del disagio giovanile e quindi sostituiamo la zona rossa con questo altro strumento che consente il monitoraggio importante di quel quadrante, focalizzandoci su alcuni tipi di problemi che magari in queste ultime settimane hanno attirato un po' più l'attenzione rispetto alla funzione originale della zona rossa, che ripeto ha avuto un ottimo esito. La percezione di sicurezza è certamente cambiata, continueremo i controlli, ma valuteremo poi a settembre se sarà il caso di riproporre la zona rossa quando magari ci sarà anche un flusso di persone maggiore. Ecco, non la riproponete perché all'estate si spostano a Jesolo moltissimi giovani, non c'è necessità? No, l'andamento della sperimentazione ha portato a ottimi risultati, soprattutto nelle prime settimane. Poi alla fine, nonostante i controlli fossero davvero numerosi, non abbiamo più riscontrato la presenza di nessuno, quindi non ha nemmeno senso continuare. Sostituiamo la zona rossa con altri servizi di monitoraggio e a settembre, quando ci sarà il ritorno di tutta la comunità e si tornerà alla normalità anche con le scuole, valuteremo se sarà il caso di riproporre la zona rossa, però la zona sarà costantemente monitorata. Mi preme sottolineare che gli stessi controlli che facciamo nella zona rossa sono anche diffusi in tutto il resto del territorio. La Guardia di Finanza di Verona e il National Bureau of Investigation della Repubblica di Albania hanno scoperto uno dei primi casi di reimpiego in Italia di proventi del traffico internazionale di stupefacenti della mafia albanese per l'acquisto di immobili nella provincia appunto di Verona ad opera di una nota famiglia narcotrafficante albanese. Il GIP del Tribunale di Verona ha emesso un provvedimento di sequestro preventivo di immobili, quote societarie
varie disponibilità finanziarie per un totale di circa 4 milioni di euro che è stato eseguito questa mattina. Ed ora ci spostiamo a Mestre per parlare delle polemiche che stanno seguendo le dichiarazioni dell'imam di Mestre, un caso che è arrivato anche in Parlamento. Il caso dell'imam di Mestre e delle sue dichiarazioni d'odio nei confronti delle donne è arrivato in Parlamento. La vice capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera e la responsabile immigrazione del partito hanno presentato un'interrogazione parlamentare al ministro Piantedosi, chiedendogli quali misure si intendano adottare per limitare atti di intolleranza e discriminazione, favorendo una reale integrazione. Ad appoggiare l'azione anche il senatore veneziano Speranzon, che parla di espulsione, posizione condivisa anche dai colleghi di partito in Consiglio Comunale. È inaccettabile e davvero non vedo come una persona del genere possa ancora risiedere nello Stato italiano. Deve, come ha detto bene anche il senatore Speranzon, deve assolutamente essere espulso dall'Italia immediatamente. Non è la prima volta che l'imam finisce al centro di polemiche. È quell'imam che ancora, nonostante ci sia una sentenza che vieta l'utilizzo per la preghiera della moschea in via Piave, lui e loro continuano ad avere i tappeti e a fare quello che vogliono. Io penso che anche le parole violente che utilizza nei post diano la dimensione di ciò che significa radicalizzazione. Sono parole rivolte alle donne, alla sottomissione delle donne, sono stimola atteggiamenti davvero che sono contrari al sistema giuridico italiano. La Costituzione dice delle cose molto chiare, ma per questi imam il Corano conta più della Costituzione. Un appello, l'ennesimo, arriva poi dalla Presidente del Consiglio Comunale di Venezia. Io da donna mi sento profondamente offesa da queste dichiarazioni. Credo che ci sia da fare un importante lavoro culturale e di integrazione anche della comunità nella nostra città e che il punto focale sia quello del rispetto della donna sempre, qualsiasi sia l'estrazione culturale e sociale delle persone. E quindi mi rivolgo, faccio un appello anche alle donne che fanno parte della comunità islamica a Mestre, che è quello di cercare di integrarsi anche con quelle che sono le regole di convivenza, le regole civili, ma soprattutto che è quello di far sì che ci sia sempre il rispetto per le donne. La donna non è un essere inferiore rispetto all'uomo. Codice rosso e violenza di genere, ancora uno stalker denunciato dai carabinieri, questa volta a Selvazzano Dentro, in provincia di Padova. Da inizio anno sono stati 49 gli arresti per maltrattamenti in famiglia e atti persecutori, 256 le denunce. Si era dimostrato fin da subito un incubo, in pochi mesi di relazione era diventato pressante, geloso, si offriva di accompagnare la fidanzata ovunque, ma non per premura, il suo era un modo di controllare i movimenti della donna che frequentava. I carabinieri di Selvazzano, dopo la denuncia ricevuta dalla vittima, hanno notificato ad un uomo un provvedimento di divieto di avvicinamento e l'applicazione del braccialetto elettronico. La donna, esasperata dal suo atteggiamento violento e dalle sue vessazioni psicologiche, aveva denunciato l'ex compagno. L'uomo la controllava con telefonate e messaggi continui. Ad ogni mancata risposta andava in escandescenza accusandole di frequentare altri uomini, pretendendo che la donna bloccasse i contatti della rubrica. Un atteggiamento continuato anche dopo la fine della relazione, tanto da arrivare ad inseguirla con l'auto e minacciare di provocare un incidente. L'uomo è stato così denunciato per atti persecutori. E ci sono delle giovanissime che si concedono per entrare nelle baby gang e ingraziarsi i leader dei gruppi. L'allarme è stato lanciato dallo psicologo e psicoterapeuta Casteller Ring, che ha raccontato di casi a età impensabili. Quando nel colloquio clinico singolarmente queste ragazzine, ovviamente minorenni, che non lo direbbero mai davanti ai propri genitori, ti raccontano che hanno avuto rapporti sessuali a 9 anni, a 10 anni e li hanno avuti per compromessi necessari per l'appartenenza al gruppo, comprende bene il tema. Sono un'alterazione totale delle dinamiche e delle regole nella nostra società che non siamo assolutamente abituati ad avere, cioè l'uso della sessualità come appartenenza al gruppo. È un racconto scioccante quello che il noto psicologo e psicoterapeuta di Castelfranco fa in diretta a Ring. Il racconto di un allarme che il professionista registra quasi quotidianamente durante le sue sedute.
L'età di 9-10 anni è forse un caso limite, non quello di preadolescenti e ragazzine sempre più giovani disposte a rapporti sessuali con uno scopo preciso. Lo scenario è quello delle baby gang. Le nostre ragazzine vengono utilizzate come merce di scambio per l'appartenenza o non appartenenza ad alcune baby gang nel territorio. Vengono viste come una nuova moneta che viene utilizzata accreditandosi come leader all'interno di questi gruppi, che spesso sono multietnici e sono di seconda e terza generazione, e utilizzano in questa moneta soprattutto figlie di italiani di prima generazione. Questo è un fenomeno che io vedo in terapia, è in crescita esponenziale ed è fortemente preoccupante. Perché? Perché sono in un'età in cui l'appartenenza al gruppo, il ruolo, l'identità si sta ancora formando totalmente, e spesso i modelli che noi vediamo in rete, i modelli sono quelli, i modelli dei rap, che appartengono ad altre etnie e che indirettamente utilizzano queste figure, che sono delle figure molto molto deboli. Il sesso come orribile passepartout per far parte del gruppo. Il sesso e anche la droga, come accertato dall'ultimo studio del CEIS di Treviso sul consumo di stupefacenti esponenziale tra le minorenni. Spesso l'iniziazione all'uso delle sostanze. Vuoi appartenere alla baby gang, vuoi essere vicino a colui che è leader all'interno della baby gang, allora usa queste sostanze e appartieni a queste sostanze. C'è una forma di debolezza. Vogliamo dirla pesantemente, se mi permette? Sì. I ragazzi, i maschi provenienti dalla seconda e terza etnia sono più potenti rispetto ai maschi appartenenti alla prima generazione italiana, e quindi indirettamente questa potenza, questa virilità, questa presenza nella società come punti di riferimento certi attraggono le nostre ragazzine. Dall'altra parte invece ragazzini sempre più in crisi, sconfitti nettamente nel confronto e che si rifugiano nella pornografia e nell'isolamento. Un quadro inquietante che, secondo Casteller, ha origine prima di tutto nella famiglia. In passato la mia e la sua generazione viveva nelle famiglie delle regole. Noi siamo oggi nella famiglia delle relazioni. Qual è il problema? È che nella famiglia delle relazioni le regole sono fuori dalla famiglia, non sono all'interno della famiglia. E come si fa a dire a questi ragazzi che il leader della baby gang è meno importante del proprio padre? Me lo spiega lei? Sempre dei 4 minorenni sono tra i 6 denunciati dai carabinieri di Bassano del Grappa per una violenta aggressione che si è verificata proprio a Bassano. Da una questione probabilmente sentimentale a una vicenda giudiziaria il passo è stato brevissimo. Sono in tutto 6 gli indagati, di cui 4 minorenni, per una discussione degenerata prima in lite, poi in un inseguimento con bastoni e un coltello. Lo scenario è il parco di Palazzo Bonaguro a Bassano, i protagonisti tutti giovanissimi. L'antefatto il 27 maggio. A seguito di alcuni reciproci screzi sui social, una ragazza di 17 anni incontra 2 gemelle di 16 che, al termine di un acceso litigio, la aggrediscono fisicamente, danneggiando i suoi occhiali da vista e procurando le ferite giudicate guaribili in 10 giorni. Un'amica della ragazza aggredita nel frattempo riprende la scena col cellulare. 3 giorni dopo il cugino delle gemelle, un 19enne, dà appuntamento nello stesso parco al fidanzato della 17enne aggredita, anche lui 19 anni, accompagnato dalla ragazza e da un amico di 20 anni. Il presunto chiarimento sfocia in un litigio che fa comparire da dietro gli alberi e le siepi del parco una decina di ragazzi che hanno dato manforte al cugino anche brandendo bastoni di legno e metallo. Uno di loro, col volto nascosto da passamontagna, teneva in mano un coltello. Ne nasce un tentativo di aggressione con minacce di morte. Il terzetto si dà alla fuga lungo via Scalabrini, trovando rifugio in una vicina farmacia dalla quale chiamano i soccorsi. Da qui partono le indagini dei carabinieri di Bassano e delle stazioni di Romano, Dezzelino e Lusiana. Grazie alle testimonianze e alle registrazioni video, i militari sono riusciti a ricostruire tutta la dinamica dei fatti e individuare parte dei soggetti coinvolti. 4 componenti del gruppo aggressore, il cugino delle gemelle, un suo coetaneo di 19 anni e 2 diciassettenni sono stati denunciati per minaccia aggravata e porto di armi o oggetti atti ad offendere. Le 2 gemelle sedicenni sono state invece denunciate per lesioni personali in concorso e danneggiamento. Le successive perquisizioni personali e domiciliari e la ricerca di armi e capi di abbigliamento utili al travisamento, svolte lo scorso lunedì con 21 militari anche in borghese a bordo di 6 vetture, hanno dato esito negativo.
Picchiarono il barista mandandolo in coma. È stato chiesto il processo per 2 fratelli romeni accusati del violento pestaggio avvenuto a Selvazzano. Il video in cui sferravano un pugno in faccia al barista che crollava a terra privo di sensi lasciava poco spazio alle interpretazioni sulla violenza bestiale di quell'aggressione. Per questo il pubblico ministero ha chiesto il processo per i 2 fratelli romeni di 32 e 42 anni accusati di aver picchiato Ken Ye, conosciuto da tutti come Marco, barista cinese aggredito nel suo bar di Selvazzano lo scorso 12 gennaio. Per loro l'accusa è di lesioni gravissime. Il giovane è rimasto in coma per diversi mesi e da qualche settimana dopo il risveglio sta affrontando la riabilitazione in ospedale a Vicenza. Gli avvocati che difendono i 2 fratelli romeni si sono opposti a giudizio immediato e hanno chiesto riti alternativi. Ora dovrà essere fissata la data dell'udienza davanti al giudice per l'udienza preliminare, che dovrà dunque decidere se accogliere la richiesta di processo avanzata dal pubblico ministero. L'aggressione era scaturita dopo che il giovane barista aveva invitato i 2 fratelli alterati dall'alcol ad uscire dal suo locale. Per tutta risposta è stato colpito da una scarica di pugni. I 2 poi erano scappati ma vennero arrestati dai carabinieri nei giorni seguenti. Ed è tornato in manetta il ladro seriale di locali e appartamenti del centro storico veneziano. È stato fermato dalla polizia dopo un colpo in un ristorante nel sestiere di San Polo. Alle 3 di notte mi chiama la sede operativa della polizia di Piazzale Roma dicendomi che un attimo che le passo la pattuglia, dove che avevano a San Luca esattamente bloccato questo personaggio, questa persona, con tutti i nostri averi. Al di là dello stress di essere svegliato di soprassalto nel cuore della notte, Massimo Cappellari può comunque tirare un sospiro di sollievo. Il suo ristorante in sestiere di San Polo era stato appena visitato dal ladro seriale di locali e abitazioni di Venezia. Attivo da tempo e conosciuto di volta in volta anche col soprannome di Arsenio Lupin per via di un tatuaggio o di Cavalletta per le sue doti di arrampicatore, era in fuga dal bistrò con 4 iPad, le mance del personale e il fondo cassa, quando ha incrociato una pattuglia della polizia. Erano in 4 quelli della polizia e uno dei 4, un atleta, è riuscito a bloccarlo perché il personaggio corre e l'hanno bloccato, l'hanno arrestato e quando sono arrivato qua era imanettato a fianco qua del ristorante. La vita dell'imprenditore è già abbastanza faticosa senza visite sgradite alla propria azienda. Qui resta il danno morale di aver visto il frutto del proprio sacrificio violato e a soqquadro, ma poteva anche andare peggio. La fortuna è che questa polizia era di pattuglia e essendo di pattuglia hanno visto sto personaggio, il conosciuto da loro, e l'hanno cercato di fermare. In quel momento del fermo lui ha cominciato a correre, è stato preso e prendendolo sono riuscito a recuperare tutto quanto, il fortino, tutto quanto. Penso che un paio di, forse lato economico non tutto, però le attrezzature che erano quelle più importanti per lavorare il martedì ci è andata bene. E un altro ladro è stato rintracciato dalla polizia dopo una spaccata ad un ristorante africano a Treviso. Gli agenti hanno dovuto però usare il taser per bloccarlo. Ha tentato di forzare la porta d'ingresso strattonandola più volte, come mostrano i filmati della telecamera frontale del locale. Il ristorante Demas di Viale Tre Venezie nel quartiere trevigiano di San Liberale. Non riuscendoci, ha deciso di sfondare con un sasso una vetrata per rubare la cassa dove c'erano solo monete, ma l'allarme è scattato e la polizia è arrivata di lì a qualche minuto, sorprendendo il ladro nel palazzo accanto. Il giovane ha tentato di aggredire gli agenti con una bottiglia di vetro ed è stato immobilizzato con il taser. L'episodio alle prime luci dell'alba. In arresto è finito un 31enne originario del Niger, a carico del quale ci sono già dei precedenti per furto. L'uomo non ha esitato a commettere una spaccata pur di entrare nel ristorante, ma la sua fuga è durata poco. A quel punto ha però commesso il secondo reato, aggredendo la pattuglia della volante, tanto da rendere necessario bloccarlo con il taser. Per lui arresto in flagranza per furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. Il giudice ha disposto l'obbligo di dimora nel comune di Istrana e il divieto di uscire di casa nelle ore notturne. E ora ci occupiamo dei problemi che ci sono stati sulla statale 47 Val Sugana. Gli ultimi aggiornamenti con Monica Smiderle.
Finalmente dopo quasi una settimana di chiusura ha riaperto questa mattina la strada statale 47 Valsugana. Siamo a Rosà. Giovedì scorso, durante dei lavori di scavo per la posa della fibra ottica, è stato rotto un tubo del gas metano, è fuoriuscito del gas che si è infiltrato anche nel terreno. Per una settimana hanno lavorato i tecnici per cercare di intercettare la fuga di gas sotterranea. Tanti i disagi non solo per i residenti ma anche per i negozianti della zona, visto che il traffico è stato completamente interrotto in questo tratto. Disagi naturalmente anche per il traffico, sono tantissimi i mezzi pesanti che ogni giorno si muovono lungo la strada statale 47 Valsugana, costretti a deviare sulla viabilità secondaria. Da questa mattina, come vi dicevo, la riapertura a senso alternato di marcia in questo tratto, mentre i lavori in via Campagnola continuano e dunque in quel tratto di strada la viabilità è ancora interrotta. E ci sono stati disagi alla viabilità anche sull'autostrada 4 Venezia-Milano, dove gli ingressi ai caselli Verona Sud e Verona Est sono stati chiusi con rientro consigliato a somma campagna. Sul posto hanno operato la polizia stradale e la polizia locale di Verona. Da quanto si è preso, l'intervento è stato reso necessario a causa di problemi all'asfalto provocati dalle alte temperature. Il cedimento dell'asfalto tra Verona Sud e lo svincolo per la A22 del Brennero in direzione di Milano ha comportato quindi la chiusura della prima corsia di marcia, problemi che sono stati risolti. A distanza di oltre 5 anni dal furto commesso a Padova, un gambiano di 47 anni è stato raggiunto da un ordine di carcerazione. In passato aveva anche occupato i giardini dell'ex scuola comunale Gabelli con i militanti del Pedro. In questura c'era andato spontaneamente all'ufficio immigrazione per completare il fotosegnalamento per la pratica da richiedente asilo, ma i poliziotti durante le verifiche hanno scoperto che su di lui pendeva una condanna definitiva per un furto in abitazione commesso nel 2020 e così lo hanno nuovamente rintracciato e poi arrestato. Protagonista un 47enne gambiano ritenuto responsabile di un furto avvenuto a Padova il 24 aprile del 2020 in via Pissacane. L'uomo era stato sorpreso dai proprietari di casa che, svegliati nel cuore della notte da rumori sospetti, lo avevano trovato mentre stava rubando portafogli con denaro e bancomat. Dopo una breve colluttazione era riuscito a scappare. Il 47enne aveva precedenti per spaccio e per reati contro il patrimonio. Nel giugno del 2020 inoltre aveva preso parte all'occupazione nei giardini dell'ex scuola comunale Gabelli insieme ad altri cittadini extracomunitari e a militanti del centro sociale Pedro. Il 47enne, cittadino di origine gambiana, è entrato in Italia nel luglio del 2015 e fino al 2017 era stato in possesso di un permesso di soggiorno per motivi umanitari. Ora è stato portato nel carcere Due Palazzi di Padova, dove dovrà scontare la condanna di 4 anni e 4 mesi di reclusione. Prima ci siamo collegati in diretta con la prefettura di Treviso per il futuro della zona rossa in città, zona rossa che arriva anche a Vicenza, in zona stazione nelle aree più calde dello spaccio. Venerdì saranno in città i sottosegretari alla giustizia Ostellari e alla sicurezza Molteni, proprio per parlare di sicurezza. Al via la zona rossa anche a Vicenza. Provvedimento di necessità e urgenza emanato dal prefetto Filippo Romano e volto a rafforzare le misure di controllo in prossimità della stazione, anche in considerazione della contingente situazione internazionale e in relazione alla presenza della numerosa comunità statunitense presente sul territorio vicentino. Un provvedimento che riguarda anche le zone limitrofe alla stazione, interessate da fenomeni di degrado, di illegalità diffusa e di spaccio di sostanze stupefacenti. Il divieto di stazionamento sarà attivo fino al 30 settembre 2025.
nell'area delimitata da Viale Retenio, Viale Venezia, Viale Milano, dal Quadrilatero, Corso Santi Felice Fortunato, Viale Ippodromo, Viale Verdi, Via Gorizia e Campo Marzo. Il divieto è rivolto ai soggetti non residenti all'interno delle aree che assumano comportamenti aggressivi, minacciosi e molesti, che risultino già destinatari di segnalazioni all'autorità giudiziaria per reati predatori come furti, rapine, percosse, lesioni e danneggiamento. Una misura che molti tra cittadini e residenti chiedevano da tempo. Volute sì, io parlo non di me, parlo in generale, che risolva il problema, no, nel senso che non è che ghettizzando le persone da un lato o dall'altro della città, quindi spostandole si risolve il problema, al limite si sposta. E secondo me è una cosa molto positiva, perché noi che lavoriamo in centro abbiamo sempre un certo timore a passare in quelle zone. Quindi spero che sia davvero un deterrente e aiuti proprio a, non dico risolvere il problema, ma arginare il problema. Poi le conclusioni le tireremo poi a settembre, quando vedremo il risultato di questa operazione. Almeno noi che siamo residenti qui in centro possiamo stare meglio, sentirci più sicuri. Quindi tra Campomarzo, la zona stazione, il Quadrilatero, diciamo, secondo lei si potrà passare con più tranquillità perché ci saranno più presidi, più controlli? Sicuramente, perché purtroppo qui la situazione sta diventando molto pesante. E venerdì saranno a Vicenza il sottosegretario di Stato alla Giustizia Andrea Ostellari e il sottosegretario alla Sicurezza Nicola Molteni, proprio per fare il punto in merito alla complessa situazione sicurezza su Vicenza e alla recente istituzione della zona rossa. E sul tema sicurezza a Vicenza è intervenuto anche il sindaco Giacomo Possamai, che è pronto a scrivere al ministro dell'Interno Matteo Piantedosi per chiedere rinforzi per la questura. La scelta di istituire una zona rossa era una scelta del prefetto, e quindi la zona rossa indicata dal prefetto è intorno all'area della stazione e nelle vie limitrofe. Il sindaco di Vicenza lo dice chiaro e tondo: la scelta di istituire le zone rosse compete al rappresentante del governo. A dir la verità l'annuncio era nell'aria, ma è stato formalizzato 7 minuti dopo la mezzanotte con un comunicato della prefettura. Ora però, guardando al futuro, i limiti del provvedimento sono chiari. Il primo è che è temporaneo per legge. Il secondo è che per sua natura non toccherà chi risiede nella zona rossa, per cui il divieto di stazionamento non potrà essere applicato ai residenti all'interno dell'area, anche se assumono comportamenti aggressivi, minacciosi o insistentemente molesti. A essere colpiti saranno invece gli sbandati non residenti nella zona. Questo comporterà che non spariranno per magia, ma si sposteranno, e questo è il terzo problema. In altre città l'istituzione della zona rossa ha di fatto spostato il problema dei quartieri intorno. L'appello e la richiesta che faccio è quella che i controlli non siano soltanto lì, perché magari lì si dà del sollievo ai residenti, ma il tema rischia di spostarsi da altre parti. Il fatto che il problema rischi di spostarsi in altre parti della città viene condiviso dal sindaco di centrosinistra e dall'ex sindaco di centrodestra, con Francesco Rucco, che proprio per questo lancia una richiesta al prefetto. La zona rossa va estesa, e questa è la richiesta che rivolgiamo al signor prefetto, anche rispetto al centro storico, affinché non ci sia uno spostamento di sbandati delinquenti nell'area storica della nostra città. Per il centrodestra bisogna allargare la zona rossa anche ad altri quartieri della città, a cominciare dal centro storico. Il sindaco invece si sta preoccupando di rigenerare le zone oggi degradate. Nella zona del Quadrilatero stiamo lavorando, ad esempio, per portare alcuni studentati, perché lì c'è bisogno di una vera rigenerazione, cioè di un cambio che ci consenta di far vivere in una maniera diversa quella zona della città. Intanto la prima preoccupazione è gestire la zona rossa. In altre parole, servono controlli delle forze dell'ordine per farla rispettare, per monitorare eventuali spostamenti di sbandati in altri quartieri. Per questo il sindaco è pronto a scrivere al ministro dell'Interno. Scriverò già oggi al ministro Piantedosi per dire una cosa molto semplice, cioè quest'anno Vicenza perde 30 agenti della questura per i pensionamenti, e al momento abbiamo 0 sostituzioni. Far la zona rossa vuol dire aumentare i controlli in un'area senza avere un aumento di forze dell'ordine, rischia appunto di sguarnire il resto della città, per cui la richiesta è che arrivino subito dei rinforzi, perché è importante che tutta la città sia coperta e che tutta la città possa contare sulla presenza delle forze dell'ordine.
Ieri sera attorno alle 9 i vigili del fuoco sono intervenuti in Vicolo delle Mimose a Montebelluna per un incendio all'interno delle scale di un condominio. Arrivati sul posto i vigili del fuoco provenienti dal distaccamento di Montebelluna hanno provveduto a spegnere le fiamme che si erano sviluppate nelle scale in corrispondenza di un carrello della spesa e a prestare soccorso alle famiglie delle varie abitazioni. Il bilancio complessivo è stato di 6 persone intossicate ricoverate all'ospedale di Montebelluna. Le cause dell'incendio sono in corso di accertamento. Controlli serrati della polizia locale dei Castelli di Montecchio Maggiore contro chi guida in stato di ebbrezza, triplicati gli accertamenti nel primo semestre 2025. È tolleranza zero da parte degli agenti della Polizia Locale dei Castelli per chi si mette alla guida in stato di ebbrezza. L'ultima violazione accertata dagli agenti è stata rilevata nei giorni scorsi a Montecchio Maggiore, quando durante un posto di controllo ordinario gli agenti hanno fermato il conducente di un'auto, risultato all'alcol test con un tasso alcolemico di oltre 4 volte il limite consentito. Nei suoi confronti sono scattati la denuncia all'autorità giudiziaria, il ritiro immediato della patente e un'ammenda. Ma è solo uno dei casi che si sono verificati nel primo semestre 2025, i cui numeri evidenziano un incremento delle violazioni. Da gennaio a giugno di quest'anno sono stati 27 i casi rilevati dagli agenti della Polizia dei Castelli, contro i 9 dello stesso periodo nel 2024 e i 23 complessivi registrati durante tutto lo scorso anno. Un aumento che, come ha spiegato il comandante della Polizia Locale Alessandro Rigolon, è il risultato diretto di un'azione di controllo strutturata, con un'intensificazione dell'attività a contrasto della guida in stato di ebbrezza sollecitata anche dal prefetto di Vicenza dopo il tragico incidente avvenuto a Creazzo a febbraio che costò la vita alla piccola Lea. Hanno patteggiato la pena davanti al GUP di Venezia i 2 imputati per la morte di Giuliano De Seta, il 18enne morto nel primo giorno del periodo di alternanza scuola-lavoro nella ditta BC Service di Noventa di Piave il 16 settembre 2022. Il titolare Luca Brugnerotto ha raggiunto l'accordo su una pena di 2 anni, mentre Sandro Borin, tecnico che aveva compilato il documento di valutazione dei rischi dell'impresa, ha patteggiato 1 anno e 4 mesi. Per entrambi la pena è stata sospesa. Il giovane era uno studente dell'ITIS Leonardo da Vinci di Portogruaro e venne schiacciato da una lastra di metallo caduta a causa del movimento di un carro ponti all'interno dell'azienda. Una perizia del tribunale aveva accertato che l'impresa avrebbe dovuto adottare modelli di gestione più efficaci. La ditta e la scuola hanno risarcito la famiglia per circa 1.400.000 euro. Sono state archiviate invece le posizioni della preside del Da Vinci, Anna Maria Zago, e del tutor scolastico Attilio Sguerzi. Era stata archiviata anche la posizione dell'operaio che affiancava il giovane e che lo guidava al momento dell'incidente, ma la famiglia della vittima si è opposta all'archiviazione e in ottobre è stata fissata un'udienza davanti al GIP. Ci spostiamo a Monselice, dove i carabinieri forestali hanno messo i sigilli alla cava Solana dopo le denunce di residenti e comitati ambientalisti. Il camion carico di trachite che non potrebbe essere estratta in quel luogo esce dalla cava. Una foto scattata che è servita alle numerose segnalazioni e alla denuncia dei residenti che ha portato al sequestro preventivo della cava Solana sul Monte Rico a Monselice. I carabinieri forestali hanno messo i sigilli all'area all'interno del Parco Colli destinata ad una ricompensazione naturale. Acquistata da un noto imprenditore nel campo degli scavi e del movimento terra, ha subito tutta una serie di iniziative, tra cui l'allargamento di una strada, la costruzione di un impianto e anche verificato attraverso la documentazione inviata da residenti e da persone attente. C'era anche l'asportazione di materiale trachitico e il riporto di terre di scavo con tanto di pezzi di asfalto, metalli, plastiche. L'ipotesi è che ci sia stata all'interno una gestione illecita di rifiuti e scarichi di materiale non autorizzato. La situazione della cava era stata monitorata dai comitati ambientalisti ed era anche arrivata in Consiglio Comunale a Monselice. Abbiamo fatto un accesso agli atti sia al Comune di Monselice sia al Parco Colli,
verificando che nessuna di queste operazioni era stata autorizzata. A quel punto abbiamo mandato una segnalazione alle autorità preposte, dimostrando purtroppo che erano in atto delle attività che non risultavano autorizzate, e abbiamo sollevato la questione anche all'interno del Consiglio Comunale proprio per sensibilizzare gli amministratori su questa faccenda. Ora la Procura ha ricevuto i documenti dei Carabinieri Forestali, la richiesta è che l'area venga tutelata. Ora confidiamo nell'azione della magistratura, che approfondirà se effettivamente ci sono stati degli abusi, se ci sono stati degli scempi ambientali, e fondamentalmente quello che auspichiamo è che non si ripetano atti di questo tipo. Poco fa abbiamo parlato di sicurezza a Vicenza, ebbene torniamo ad occuparci di Margherita Parolin, la commerciante che aveva chiuso il suo negozio per paura. Il suo aggressore è stato portato al centro di permanenza per i rimpatri di Caltanissetta e lei ci ha raccontato la sua liberazione. Chiuso per paura, un semplice biglietto attaccato a una vetrina è stato capace di accendere un caso nazionale sul negozio di Margherita Parolin. Lei oggi ha riaperto, ma solo dopo essersi accertata che il suo aggressore sia stato portato via da Vicenza. In effetti l'immigrato irregolare è stato spedito al centro di permanenza per i rimpatri in Sicilia e forse è la volta buona, come conferma con un post sui social il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, che annuncia: è stato espulso e condotto nel CPR di Caltanissetta il cittadino straniero che nei giorni scorsi aveva perseguitato una commerciante di Vicenza fino a costringerla a sospendere temporaneamente la sua attività. Il negozio è stato ora riaperto, mentre il soggetto violento verrà tenuto lontano fino a che non potrà essere rimpatriato nel suo paese d'origine. Sì, ho letto il post del ministro Piantedosi e oggi la mia vita respira aria nuova. Finalmente Margherita Parolin si sente liberata dal suo incubo. In realtà lo sbandato era già stato inviato al centro di permanenza per i rimpatri la prima volta a Gradisca di Sonzo, ma era tornato a gironzolare per il centro storico di Vicenza. Insomma, era tornato libero a quanto pare, perché da un certificato medico risulterebbe che soffre di problemi di salute che rendono impossibile la sua espulsione dal territorio nazionale, come sancito da una sentenza della Cassazione. Questa volta però la procedura di accompagnamento al CPR di Caltanissetta è andata a buon fine. L'incognita è quando verrà effettivamente rimpatriato nel suo paese d'origine. Se poi anche questa volta tornasse libero, Margherita Parolin è pronta a chiudere ancora per paura. Se tutto torna indietro è un disastro e io comunque in ogni caso, se mai dovesse tornare, la mia battaglia continua, persevera. Il cartello è da parte, però spero, mi auguro di non doverlo usare, sono certa, sono sicura che non lo userò mai più. Margherita Parolin si augura che questa storia si concluda presto con l'espulsione dello sbandato irregolare, ma quanti cittadini o commercianti hanno o avranno problemi con aggressioni che purtroppo capitano troppo spesso? Ebbene, Margherita Parolin ha un messaggio per chiunque si trovi o si troverà nella sua stessa situazione. Io spero che la mia battaglia sia d'esempio per tante persone che come me hanno dovuto sopportare tutta questa cosa. Sicuramente questo caso ha suscitato talmente tanta reazione mediatica e tanta attenzione, e credo che tanti abbiano imparato dalla mia storia che bisogna reagire, denunciare e credere nella giustizia. E allora parliamo di incidenti sul lavoro, una piaga che rimane aperta. Questa volta un incidente si è verificato in una ditta di Tezze sul Brenta con un 48enne di origine marocchina in fin di vita e un 46enne sopravvissuto e svenuto, un fatto che ha riaperto il dibattito sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Guardi, siamo ormai a 300 morti nel primo quadrimestre di quest'anno e quindi non si può più parlare di fatalità, di drammi, di tragedie, sono cose che si possono, si devono evitare. Quest'uomo aveva anche 2 figli piccoli e quindi a tragedia si aggiunge tragedia. È una cosa inaccettabile. Guardi, abbiamo un problema enorme adesso che lo vediamo, lo viviamo, siamo qui sotto questo sole, che riguarda l'emergenza calore, che non è più un'emergenza e viene trattata ancora come un'emergenza, però non è così, si sapeva che la cosa arrivava. Ed è ieri il decreto della Regione Veneto su questo tema, quindi in grande ritardo, dopo che CGIL e CESL hanno insistito molto per arrivare a questa soluzione.
Senta, lei diceva bocche cucite dall'azienda, lei non è riuscito neanche a sentire i lavoratori? No, noi abbiamo mandato un comunicato ieri sera, richiesta di incontro urgente all'azienda tramite PEC chiaramente, ma non abbiamo ancora ricevuto alcuna risposta. I lavoratori, come vedete, le macchine sono parcheggiate, sono dentro e sul posto di lavoro non si può assolutamente utilizzare il telefono e pertanto anche se proviamo a contattarli telefonicamente non riceviamo risposta. Una situazione che però siete stanchi di dover vivere, attraversare, subire. Tra l'altro si diceva anche proprio questo silenzio non fa nulla, la politica che arriva sempre dopo, invece di prevenire arriva dopo, quando ormai il peggio è successo. Ma perché fondamentalmente mi permetto di dire che continuiamo a parlare di tragedie, la tragedia è un qualcosa di inevitabile, ok? Questo è un sistema ormai consolidato, Max prima ha citato i numeri, sono 300, quindi i numeri non mentono mai, ok? E pertanto mi viene da elaborare questa tesi, il posto di lavoro sta diventando una sorta di gara di sopravvivenza a questo punto, nell'indifferenza più assoluta, perché domani saremo qui o da qualche altra parte a parlare dell'ennesimo morto che si poteva evitare. Voi dite siamo stanchi di sentirci dire che dispiace, bisogna agire, ma bisogna farlo veramente. Assolutamente, il processo culturale deve partire dal basso, ma ognuno degli attori interpreti deve assumersi le proprie responsabilità e fare un qualcosa di concreto. Ci fermiamo per un istante e ci rivediamo tra pochissimo. Bentornati in diretta a Focus TG. Sono passati 3 anni dalla tragedia sul ghiacciaio della Marmolada, dove il distacco di un grosso seracco provocò 11 vittime, di cui 9 italiani, 8 veneti. A pagare il conto più salato fu la provincia di Vicenza. Per noi Luisa Bertini e Simone Squarcina sono tornati ad Isola Vicentina, dove vive la famiglia di Filippo Bari, il 27enne, la cui foto, scattata pochi minuti prima della tragedia, è diventata il simbolo di quel dramma. Sono passati 3 anni da quel 3 luglio, il distacco del seracco della Marmolada che comportò 11 vittime, 8 furono i veneti, e anche Isola Vicentina, dove ci troviamo adesso in compagnia con il sindaco Gonzo, pianse una delle vittime, Filippo Bari. Filippo Bari che con quell'ultimo selfie scattato pochi minuti prima che si consumò la tragedia divenne in qualche modo il simbolo di un dramma. Ecco, che cosa ricordate di quel periodo? Sì, quella domenica fu concitata, ricevemmo la notizia della tragedia della Marmolada, come tutti gli italiani, come in tutto il mondo. Mai avremmo pensato che quella tragedia avesse poi colpito così vicino Isola Vicentina. E Filippo ci lasciò in quella tragedia impressionante, e lasciò la compagna, il figlio, i genitori e tutti i suoi amici, e dopo 3 anni naturalmente ogni 3 luglio il dolore si fa ancora vivo. Ecco, con il sindaco parleremo a breve di quello che ha organizzato anche il comune a ricordo di Filippo Bari, ma noi abbiamo sentito proprio la mamma di Filippo, che adesso vi facciamo ascoltare insieme. Ricordo di quei giorni e di quel giorno terribile, e non ti lascia mai. Infatti io questa mattina ho pubblicato su Facebook una foto di Paolo, Nicolò e Filippo, una delle ultime foto che hanno fatto quel giorno, e ho scritto sì, sono 3 anni, sono 1095 giorni, perché la nostalgia non ti lascia mai, è quella che ti frega, perché a volte ti viene proprio questo bisogno enorme di vederlo entrare dalla porta, di sentire la sua voce. Ecco, questo. Noi siamo andati già un paio di volte sotto Punta Rocca, dove c'è stata la frana, proprio sul posto dove sono stati travolti i ragazzi, e però lo facciamo sempre verso l'autunno, quando le temperature sono più sicure e ce lo consentono, insomma. Per voi che cosa significa tornare in quel posto? Allora guarda, tornare là è proprio un modo per ritrovare Filippo, e quindi è quasi una zona sacra per noi, quasi un cimitero, e là io lo ritrovo anche là.
la foto di suo figlio con quel sorriso, con l'ultimo selfie, è diventata il simbolo in realtà di una tragedia. L'ha mandata lei? Guardi, quella foto credo sia stata mandata da Filippo, gruppo, perché noi avevamo il gruppo famiglia, e poi non so dirle in che modo sia finita poi sul giornale. So che noi abbiamo parenti all'estero e anche molto lontani, e ci hanno detto: abbiamo visto questa foto. È una foto che racchiude veramente la gioia, no? di cosa voleva significare per lui essere in quel posto. Ecco, queste le parole commosse della mamma. Siamo tornati in compagnia con il sindaco di Isola Vicentina. Voi organizzate ogni anno un ricordo per le vittime della montagna, perché ricordiamo che Filippo Bari non è stata l'unica vittima, ma nel 2023 nella tragedia in Norvegia c'è stata un'altra vittima proprio di Isola Vicentina. Sì, Pietro De Bernardini. L'anno successivo, ad aprile, furono quasi una sorta di ritorno nel dolore, e furono lutti cittadini per entrambe le occasioni, come tra l'altro il 3 luglio è un'altra data di lutti cittadini con Luca e Elisa ancora anni prima per altre tragedie, quindi un 3 luglio un po' pesante anche per Isola Vicentina. Ma tornando a Filippo e Pietro, ci sarà anche quest'anno il Rifugio Festival organizzato dagli amici appassionati di musica, che torneranno in Villa Cerchiari con una manifestazione a settembre proprio per ricordare chi aveva la passione sia per la montagna che per la musica, e quindi un momento anche per ricordare. C'è stato negli anni passati l'occasione anche di sottolineare l'importanza della prevenzione in montagna, e quindi anche non semplicemente festa, ma anche momento di riflessione e anche di formazione. Ecco, quindi ci sarà anche un momento di sensibilizzazione ai rischi che si corrono in montagna, ai cambiamenti climatici. Io ringrazio il sindaco per essere stato con noi. E grazie a Luisa Bertini e Simone Squarcina. Tra le 11 persone che persero la vita nella tragedia della Marmolada, anche i coniugi Miotti di Cittadella, Davide e la moglie Erika. Oggi Monica Smiderli ha incontrato il fratello di Davide, Luca Miotti, che dice: la memoria deve insegnare. 2 sono le iniziative organizzate dai familiari, un convegno a Padova e una marcia a Cittadella. Ma sentiamo quello che ha raccontato a Monica Smiderli. È il 3 luglio del 2022, sono all'incirca le 13:45. Un seracco di enormi dimensioni si stacca dal ghiacciaio della Marmolada e scende verso valle. Nella sua corsa investe degli scalatori, degli alpinisti. Alla fine il bilancio sarà tragico: 11 vittime, delle quali 8 sono cittadini veneti. Tra di loro anche Davide Miotti e la moglie Erika Campagnaro. Con noi c'è il fratello di Davide, Luca Miotti. Sono passati 3 anni da quella tragedia. Come sono stati questi 3 anni e soprattutto che cosa ricorda Luca di quel giorno? Sono 3 anni di ricerca, una ricerca di una ragione, la voglia di capire, la voglia di ricordare, e l'unica cosa che ci rimane è non dimenticarli e cercare di fare il più possibile chiarezza sulle cause di questo tragico evento che ci ha colpiti e che non ci abbandona e non ci abbandonerà mai. Senta, la ricerca del perché. Sappiamo che Davide ed Erika erano grandi appassionati di montagna e amavano la Marmolada, la regina delle Dolomiti. Mio fratello erano 20 anni, 30 anni che aveva questa passione, ha fatto tanti sacrifici, è diventato guida alpina, quindi è un amore viscerale condiviso con Erika, andavano spessissimo insieme anche con i miei nipoti. E in quella sfortunata giornata si sono trovati nel posto sbagliato, al momento sbagliato. Noi non ci potevamo credere, ci siamo riuniti in casa e fino alla sera eravamo convinti di ricevere una comunicazione di sollievo, però purtroppo sappiamo che non è andata così. Però quello che è successo sulla Marmolada 3 anni fa deve anche
essere di insegnamento, perché quelle tragedie non devono più avvenire. Proprio per questo avete organizzato per domani sera un convegno a Padova. Domani, venerdì 4 luglio, ci troveremo dalle ore 20 a Palazzo Santo Stefano a Padova con una serie di interlocutori di primo piano moderati da Luca Borghi, un giornalista della Press che è stato molto presente in quei momenti, quindi un amico, persona molto vicina, e grazie al patrocinio del Comune di Cittadella e della provincia di Padova speriamo di avere anche una fitta rete di persone interessate che vogliono ascoltare in modo scientifico le cause che hanno portato a questa tragedia. Dopo il convegno quindi di Padova di domani 4 luglio è previsto, ed è il terzo anno, la camminata in ricordo di Erika e Davide. Come tutti gli anni saranno centinaia le persone presenti, grazie all'impegno anche dell'amministrazione comunale e di tutti i parenti che ci siamo dati da fare per l'organizzazione, e degli amici che sono veramente tanti, che hanno riempito di gioia e di amore questi anni e questa esperienza devastante. E da Cittadella ci trasferiamo a Padova perché proprio uno studio dell'Università di Padova ha spiegato le dinamiche che portarono al crollo di una parte del ghiacciaio della Marmolada il 3 luglio del 2022. A 3 anni dal tragico crollo del ghiacciaio della Marmolada, costato la vita a 11 escursionisti, un gruppo multidisciplinare con membri delle università di Padova, Parma, Stellenbosch e Zurigo, l'Istituto Oceanografico e di Geofisica di Trieste insieme ad ARPAV, ha pubblicato uno studio sui meccanismi che hanno portato a quel distacco. 3 anni fa si è verificata una convergenza di effetti legati a al ben noto fenomeno del riscaldamento globale che ha determinato il collasso. La causa non va ricercata solo nella grande quantità d'acqua che si è creata a causa del riscaldamento superficiale del ghiacciaio, ma anche ai fenomeni che si stanno preparando da qualche decina d'anni e che hanno sciolto anche il permafrost. Permafrost è quello strato permanentemente gelato che in qualche modo consolida e consente di mantenere il ghiacciaio alle alte quote aderente al fondo. La fusione o in ogni caso l'incremento di temperatura è stato uno dei fenomeni che hanno innescato il crollo della Marmolada. Il ghiacciaio della Marmolada nell'ultimo secolo si è ridotto del 90%. L'evidenza scientifica però ci racconta come sia stato l'ultimo decennio ad accelerare lo scioglimento, fenomeno questo diffuso in tutto il mondo. Negli ultimi 10 anni noi abbiamo avuto un raddoppio di questo tipo di fenomeni, con centinaia di morti in molte regioni alpine, in particolare in Himalaya, dove questo fenomeno è particolarmente importante. Seppur di natura diversa, anche le colate detritiche di San Vito di Cadore sono legate ai cambiamenti climatici. La zona è nota proprio per questo tipo di dissesto, si parla di colate detritiche rapide. Sono delle colate che sono innescate da precipitazioni particolarmente intense, quindi brevi e abbondanti. È evidente che proprio con il riscaldamento noi abbiamo anche un incremento di quelli che sono i fenomeni estremi, e quindi necessariamente sono proprio quei fenomeni estremi che incrementano la frequenza di questo tipo di fenomeni. Quindi non c'è un collegamento diretto con quella che è la fusione dei ghiacciai, ma c'è un collegamento diretto con il riscaldamento del clima. Ci fermiamo per un istante, ci rivediamo tra pochissimo. Bentrovati nuovamente in diretta con Focus TG. Ora ci occupiamo di politica e partiamo raccontandovi un consiglio comunale infuocato che si è svolto a Pordenone. Vediamo perché. Guardate, signori, Conficoni.
Tensione altissima ieri sera a Pordenone durante il Consiglio Comunale. Urla, accuse e una parte dell'opposizione che ha abbandonato l'aula. Un clima tesissimo che ha rischiato di far deragliare i lavori. Io non voglio arrivare a questo, quindi ma stai continuando a parlare? Ma infatti state continuando a parlare. Dovreste conoscere il regolamento. Bene, parola al consigliere Drigo, grazie. Nonostante tutto, l'Assemblea ha approvato una variazione di bilancio da oltre 7 milioni di euro con fondi per ATAP, Capitale della Cultura, scuole e viabilità. A far esplodere il confronto, però, la bocciatura di un emendamento dell'opposizione e un duro scontro tra maggioranza e minoranza. Si è consumata una delle pagine più tristi della storia del Consiglio Comunale di Pordenone. Hanno presentato una proposta alternativa. Certo, le proposte fatte erano una zona rifugio fresco, il nostro teatro cittadino proiettato verso Capitale della Cultura dovrebbe diventare un luogo dove far entrare le persone a prendere il fresco durante il giorno, come se fosse un centro commerciale. Certo, questo noi non lo potremo permettere, così come ho respinto al mittente, non perché non riconosca il tema, una posta di 10.000 euro per Gaza. Provate ad immaginarvi, all'interno di uno scenario planetario, mondiale, internazionale, 10.000 euro dal comune di Pordenone per fare che cosa? È come prendere in giro quei bambini e quelle persone che stanno soffrendo, banalizzando un tema del quale si stanno occupando i grandi del mondo. Tra i più attivi nel far salire la tensione, il capogruppo del Partito Democratico, Nicola Conficoni. Ha fomentato l'odio, ha trascinato l'Aula in una guerra, in grida isteriche, in urli e insulti. Aula che è stata abbandonata, una brutta pagina, non hanno partecipato al voto, non hanno neanche ascoltato la presentazione, ci sono state grida, insulti, noi non vogliamo questa cosa. Delle proposte utili che purtroppo sono state rigettate in toto dalla maggioranza, ma anche con un atteggiamento di scherno, di derisione, di dileggio che nulla ha a che vedere con il rispetto che deve animare il confronto pur dialettico della democrazia. Il Presidente del Consiglio ha anche dichiarato inammissibile un nostro ordine del giorno e di fronte a questo atteggiamento francamente era inutile rimanere in Consiglio dopo essere stati addirittura minacciati per diciamo, aver semplicemente difeso i colleghi del bene comune accusati diciamo, di aver tenuto un comportamento scorretto, cosa che non era avvenuto. A Vicenza invece è programmato un evento per celebrare l'amicizia che lega l'Italia agli Stati Uniti, secondo le intenzioni del comune, ma i pacifisti chiedono l'annullamento dell'iniziativa. Chiediamo l'annullamento dell'iniziativa, non ci possono essere compromessi. Hanno fatto un errore, se ne rendono conto perché ci sono state anche dissociazioni all'interno della maggioranza e devono rendersene conto, prenderne atto e procedere all'annullamento. È un gigantesco no espresso da una trentina di associazioni pacifiste alle celebrazioni del primo festival dedicato all'amicizia fra Italia e Stati Uniti promosso dall'amministrazione comunale di Vicenza. L'Italia America Friendship Festival, programmato dal 12 al 14 settembre prossimo, prevede lo svolgimento di una trentina di eventi con ospiti italiani e internazionali, una occasione unica secondo le intenzioni del comune per riflettere sugli intrecci culturali che uniscono i due paesi, dalla storia dell'immigrazione alla letteratura, alle influenze reciproche tra architettura palladiana, il cinema, la TV e le eccellenze alimentari. Un evento che celebra anche il 70° anniversario della presenza americana militare a Vicenza, una presenza ormai intollerabile secondo i pacifisti. Nelle varie fasi di occupazione esiste l'occupazione fisica che noi viviamo da 70 anni, ma esiste anche un'assimilazione culturale. Ecco, secondo me adesso stiamo entrando in questa seconda fase. Sono un antropologo ricercatore statunitense, da anni faccio ricerca sull'impatto delle basi statunitensi all'estero e posso confermarvi che questo Friendship Festival è una bugia totale, è un modo per pacificare le comunità locali e per nascondere quello che l'esercito statunitense sta facendo all'estero, da Iran a Gaza, a Yemen, in Somalia. E questa è una forma moderna di panem circense. Prova ne è il fatto che lo stesso format avviene in molte città in tutto il mondo dove sono presenti basi militari statunitensi. In questo festival si parlerà di Palladio.
si parlerà appunto dell'influsso dell'architettura palladiana negli Stati Uniti. Ma se vogliamo parlare di Palladio e se vogliamo parlare di cultura, non possiamo non prendere in considerazione le tante osservazioni che l'UNESCO ha fatto anche al Comune di Vicenza per tutelare il patrimonio UNESCO vicentino, che è messo in seria crisi, in serio pericolo proprio dalla militarizzazione della città. Questo è un elemento fondamentale, perché se amiamo Palladio lo dobbiamo difendere e per difenderlo dobbiamo renderci conto che la militarizzazione lo mette in estremo pericolo. Perplessità di Confartigianato per l'ordinanza regionale che tutela dal caldo estremo i lavoratori. Non solo un provvedimento che prende alla sprovvista le imprese, dicono, ma mette anche a rischio le commesse da portare a termine. Tutte le normative che ti arrivano dall'oggi e il domani fanno male alle imprese, perché sostanzialmente non siamo pronti, non siamo anche tutelati sostanzialmente. Aver imposto con un'ordinanza lo stop ai lavori all'aperto nei campi, nelle cave e nei cantieri edili dalle 12:30 alle 16 fino a settembre rischia di creare un contraccolpo negativo alle imprese. Parola di Confartigianato, che dalle sedi provinciali a quella regionale esprime perplessità sul provvedimento firmato dal presidente del Veneto Luca Zaia. Seppure con tutti i distinguo del caso, devono infatti esserci conclamate condizioni di disagio legate alle alte temperature. Per gli artigiani l'ordinanza rischia di causare rallentamenti e complicazioni nella gestione delle commesse. Per la tutela dei lavoratori bastavano gli strumenti già a disposizione. Oltre al buon senso, alle buone pratiche, ci sono già degli strumenti che regolano, diciamo così, la salute nei cantieri, e nello specifico questo strumento si chiama DVR, documento valutazione rischi. Quindi era lì che si doveva sostanzialmente agire, naturalmente per tempo, non dall'oggi al domani, e dovevano essere individuati su quel documento quelli che sono i rischi connessi al lavoro nei cantieri, al lavoro al sole, eccetera, eccetera, e bastava sostanzialmente vedere se c'erano gli ulteriori adempimenti che si poteva fare per tutelare ancor più la salute del lavoratore. Nel caso, com'è probabile che il provvedimento per il futuro diventi strutturale, se ne analizzeranno via via le criticità. La tutela del lavoratore è prioritaria, ma deve essere contemporaneamente sostenibile per le imprese, e non solo in termini di cassa integrazione per le ore che verranno a mancare. Quello che è tutto riguarda la contrattualistica, appalti pubblici piuttosto che privati, condizioni e via dicendo, dovranno essere regolamentate così come avviene nel caso della pioggia d'inverno. Quindi il governo, assieme alla parte datoriale e sindacale, dovrà affrontare in modo strutturale questo per regolamentarlo sia nei tempi, sia per quello che sono le scadenze, quindi, e sia per quanto riguarda soprattutto i temi di costi, perché i costi vanno ad aumentare sia per noli che piuttosto per attrezzature. Senza dimenticare che queste ordinanze hanno un effetto anche penale, e quindi chi è che ci tutela in questo? Ed ora vi raccontiamo una storia molto particolare che in pochi giorni peraltro si è risolto il mistero del soldato Emilio Pellizzari. La sua targhetta militare trovata vicino a Pisa sarà restituita alla famiglia che da più di 70 anni vive vicino a Como, ma c'entra anche il Veneto. Dal Veneto, province di Treviso e Vicenza, alla Lombardia, alla Toscana e all'Emilia Romagna, sono 4 le regioni italiane che in pochi giorni si sono trovate unite nel nome di Emilio Pellizzari. Il suo nome era su una targhetta militare trovata nei pressi di Pisa, per la quale è partito un appello alla ricerca di familiari anche tramite la TV e i social. È una delle figlie, Gabriella, a rispondere all'appello dell'associazione Metal Detector Emilia Romagna, riconoscendo il nome del padre e dei nonni. Buongiorno a tutti, sono Gabriella Pellizzari, la secondogenita di Emilio Pellizzari, nato a San Zenone di Treviso nel 1923. Voglio ricordare mio padre come un lavoratore onesto, emigrato qui in Lombardia, lavorando in una ditta di cotonificio, mettendo la priorità prima alla famiglia per riuscire a darci un benestante e a suon di sacrifici.
Emilio, sposato con Maria Fantina di Riese Pio X, emigrato nel Comasco come lavoratore di un contonificio e padre di altri 3 figli, Marino, Lorenzina e Maria Rita, muore a soli 61 anni nel 1984 per un tragico incidente stradale vicino a casa, travolto da un'auto pirata. Ora il legame si riallaccia di nuovo grazie a quella piastrina trovata vicino a Pisa, grazie ai volontari delle associazioni Metal Detector Emilia Romagna e SOS Metal Detector Nazionale. In pochi giorni il mistero si è risolto grazie al servizio del nostro telegiornale, alle ricerche nell'archivio di Stato di Treviso fatte dal signor Leopoldo Pincin, nostro telespettatore, e al passaparola che dallo schermo TV è arrivato grazie ai parenti fino in Lombardia. Voglio ricordarlo con grande affetto, come un grande uomo, e voglio anche ringraziare l'associazione Metal Detector che avermi dato questa opportunità di conoscere la vita militare, il tempo di guerra che ha fatto mio padre, che noi figli eravamo all'oscuro di tutti. A breve la piastrina sarà riconsegnata ai discendenti di Pellizzari appena saranno espletate le pratiche burocratiche trattandosi di un ex soldato dell'esercito. La storia e i suoi cicli hanno fatto un giro lungo 80 anni e molte centinaia di chilometri. Per Emilio e tutti i suoi parenti è un cerchio che si chiude nel modo più bello e inatteso, riscoprendo pagine di vita e di famiglia che ancora ci parlano e hanno qualcosa da insegnare. Grazie ancora, grande saluto, sono emozionata. In conclusione di telegiornale vi ricordo i prossimi appuntamenti con l'informazione di Rete Veneta a partire dal telegiornale di Bassano del Grappa in onda alle 18:50, a seguire il telegiornale di Vicenza e poi vi ricordo anche l'appuntamento con la talk show Focus in diretta a partire dalle 21:15. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata.